Buonasera e benchiatas con Gnovis. Dopo l'incidente mortale di Nossere, dove è morto un uomo di 80 anni, il sindaco di Tavagnà, Moreno Lirutti, ha domande più sicurezze su quel tocco di tangenziale. È il tocco più pericoloso, l'ha detto il princittadino, perché non c'è nessuna divisione entre gli due corsi di marcia, dove post automobilisti rispettano i limiti e tanti svolti la doppia linee continue non le abbadin. No, o domandin l'installazione di imprese di sicurezza più consistenza c'era il scindig Lirutti, tanto che gli autovelox fis che giovin a far sbassare la velocità. Allarme dal comune di Gradisce dall'Usince per la situazione della CET dai foresti. Il sindaco Tomasin si già domandato e ottenuto un inquinto urgente con la regione per cercare soluzioni dal momento che il CARA è oramai superata di la capacità massima di int e dei geni di foreste scugni dormi per strade per mancanza di iezze. Ovin vi è già mettuto in piso un dormitorio di emergenze, ha detto Tomasin, ma non può essere una soluzione definitiva. La competenza dalla gestione dal CARA è dal Stato, dell'assessore regionale alla sicurezza Pierpaolo Roberti, ma non vi invoglie che in spiete di soluzioni gardisce dall'Usince ed eventi la Lampedusa dal nord. Temporai, une vore forze, buraschis, neve a basse quote e tantissime ploie. Alle per arrivare un vero ciclone sul nord dell'Italia, che toccherà domani anche la regione, perché la protezione civile e ha mandato fuori une allerte di colonna arancione, massime per il Friuli centrale che l'occidentale, dove che le conseguenze dal passaggio della perturbazione saranno più pengis. Di grau a Lignana si spieta in buraschis e aghe alte sburtate dal Scirocco. Arriverà anche la prima neve a basse quote fino a 100 metri, se in qualche caso, massimi in le zone di Tarvis anche a 600. Ovindi lavorare con la regione e con Rome per ingiornare i criteri dall'immigrazione organizzata e di personale specializzato, uniche imprese a disposizione dal periodo curto e medi per contrastare la cronica mancanza di manodopera dal nostro sistema produttivo. Lo ha detto Gian Pietro Benedetti, presidente di Confindustria Udin, che lunedì mattina a Palazzo Toriani è intervenuta alla conferenza stampa organizzata per fare il ponte sulle attività fatte e sugli obiettivi dell'associazione. Energie, orientamento e formazione, innovazione e start-up, aiuto alla fame e alla natalità, su questi settori strategici si concentra l'attenzione e l'azione da industria e furlans. Il Presidente Benedetti ha lasciato il suo intervento con un piccolo riferimento alla congiuntura economica. Non spieti in 2 anni di sbassamento della produzione, dula che probabilmente ovvio da una selezione di competitività. A lei inutile lamentarsi, a lei il caso invece che le imprese si diventino sempre più internazionali per affrontare la crisi di Cumò e che avvegneranno. Per l'impegno profonduto a servizi di una scuola vierte al monte e al lavoro sono lis peraulis che si legano la targa di riquarte che Gian Pietro Benedetti ha consegnato ieri mattina a Palazzo Toriani al professor Andrea Carletti che di settembre è andato in pensione dopo aver portato in denaro per votanze l'Isis Malignani di Udin. L'ingegnere Benedetti, alla data tal storia di dirigente scolastico, dal Malignani, in continuità con che prendi lui, divenne tutto in pis con l'associazione industriale in collaborazione positiva fra il SAVE e il FA. Come Pol Sarai, alla dit Carletti, ma non masse o crod di fatte che avrai occasione di tornare a mettermi a disposizione. E sarà creata vierte ai cittadini mercoledì 6 dicembre la Torre di Santa Maria in tal complesso di Palazzo Toriani a Udin e ospiterà la vetrina dall'ingegno e conterà, tante importanze, la storia e le caratteristiche costitutive dalle attività industriali dal nostro territorio, accompagnando le aziende in recupero, in tal mantenimento, in tale comunicazione dalla loro storia. Sarà un look dove che Confindustria si vierce alla città, l'ha sclarit Piero Petrucco, vicepresidente dichiari di Confindustria Udin. Occhialin massimi ai giovani per far capire i valori dalle imprese. E è stata restaurata dal comune di Udin la fontana con le muse di Pari Turoldo in tal park della Glese della Beata Vergine d'Alis Gracis. La cerimonia di Scre e vi 2 dis di celebrazione per i 30 anni dalla morte dal predi di Coderno. Si intravele il scindi di Udin Fontanini. Allora, sin qui proprio fu la Basilica di Grazie,
per ricordare padre Davide Miraturoldo, che è stato frare chi per un po' di anni, e il scultore Patat di Dartigne ha voluto ricordarlo mettendo la sua muse in un'opera che il comune aveva realizzato ormai dagli anni 60. Allora, noi l'abbiamo tornato a mettere a lustri perché era un po' rovinato. E sono contento di aver fatto questo perché padre Davide Miraturoldo è un frare che ha cantato il Friuli, figlio di Furlans, lui Furlan, ha voluto sempre ricordare queste tiare e la cultura contadina soprattutto dai Furlans e perché la città di Udin è riconosciuta a lui con questo restauro, con queste targhe, con questo cartello che riguarda in pratica la sua presenza nella città di Udin. E tra l'altro domani sera lo ricordiamo qui in Basilica con un spettacolo a 30 anni di sua morte. E anche per usgnota le tutte, gnovi saltore domani sera, sempre alle snuf mancul vince, mandi e buone serate.